Su Componidori è il capocorsa della Sartiglia, è colui che durante la giornata e durante la manifestazione presiede, coordina, è maestro di campo, è colui che dà i tempi e comanda in Sartiglia. A lui spetta scegliere quali sono i cavalieri che correranno alla stella, è lui che determina i tempi della corsa alla stella e decide chi avrà l'onore di partecipare ad essa. È una figura sacrale, da una parte militare, infatti l'incrocio delle spade col suo secondo richiama il legame che la Sartiglia ha con i tornei cavallereschi medievali, ma dall'altra parte è anche un aspetto sacrale. Su Componidori, come dicono gli oristanesi, non può di poi va in terra, non può mettere piede in terra. È vestito sopra un tavolo da giovani ragazze e mantiene questo stato di purezza non toccando terra, e quindi ecco la Sartiglia anche in questo coniuga diversi aspetti che nel corso del tempo l'hanno animata: l'aspetto militare di torneo equestre cavalleresco, l'aspetto rituale legato ai riti propiziatori, legato al culto pagano della natura, e quindi veramente la Sartiglia diventa un condensato di tradizioni, di credenze, di prassi militari e cavalleresche che rendono questa figura sacrale e magica.